alle pare mare e fia minorenne, no? Tutti e tre che cena insieme, no? A un certo punto la fia la parla, la fa: papà, mamma, dirve una roba. Cosa che te ha da dire, con quel muso alla bassa, alza che testa, cosa che te ha da dire, parla, sono incinta. Cosa? Te sei incinta? Ma chi lo sta quello che ti ha messo incinta? Dimmi chi che se sta subito, che vado a casa sua, carico sciopo e vado a casa sua. Ma calma, papà. Dite che domani mattina vieni qua a parlare con te. A domani mattina lo aspetto mi fuori della porta. La mattina dopo si presenta sto tipo con Ferrari, nuovo de stega con l'autista, distinto, vestito ben, e il pare di costiop in man, do cartucce da altra man, a maier che a patate. Buondì, signori, buondì. Ah, buondì, a te non te va mia fuori da qua. E metti su questo, calma, sono qua per discutere, per parlare del malefatto. Guardi, mia Lu, come prima roba che lascio 500.000 euro subito a lui e 500.000 euro che gli davo a sua moglie subito per i danni subiti, ma danni materiali e morali che avevo subito. In più a Sofia, fino a quando che non l'avrà fatto 18 anni, mi lascio un vitalizio di 50.000 euro tutti i mesi fino al 18° anno d'età. In più, se nasce un putello, che lascio una delle mie fabbriche più grosse che ho in eredità. Se nasce una putela, invece, a ella che lascio la mia catena dei negozi dei cosmetici che ho sparsi per tutta Italia, dappertutto, va bene? Ecco. Però, se la gravidanza non venisse portata a termine e qualcosa andasse storto, di tutti questi schei che vengo parlare, non vi darei neanche un centesimo. E il pare mette sullo stop e cartucce, lo ciappa per il collo. Cosa che ti ha detto? Ti a torna a ciavare allora, ti a tornarla a ciavare.